So I sing a song to really mean. It's a song I sung before and a song I'm gonna sing again. I mean every word, I don't mean a single one of them. Oh Lord, make me pure, but not yet. Oh Lord, please make me pure, but not yet. So I hope this song will do, brooding all for you. I'm not perfect, but you don't mind that, do you? I know you're there to pull me through, aren't you? So I look for love. I like to search, and I'll be standing for election all across the new universe. Every president get a country she deserves. Oh Lord, make me pure, but not yet. And I've been seeing somebody's wife. She said she leaving for me, and I said that wasn't wise. You can't lie to a liar because of all the lies. Oh Lord, please make me pure, but not yet. Eccoci qua. Allora, buonasera. Un attimo devo riattivare l'audio sulla console. Eccoci qua. Vi siamo. Allora, un attimino. Allora, almeno così risparmio un po'. Arriva il signor Gianmarco. Allora, ok. Facciamo come l'altra volta e risparmiamo un po' di batteria. Allora, Gabri l'altra volta ci ha detto di andarcene per il vulcano e noi siamo andati per il vulcano dove stiamo per finire la pozione antifiamme, quindi mi sa ci conviene prendercene un'altra e chi si è visto si è visto. Allora,
prendo qualcosina qua, so che c'era pure il martello a sto punto. Viandante leggendario, più che altro dire. Allora, cos'è questo posto? Ricaviamo un gran profitto dalla vendita dei minerali che estraiamo qua. Tutta la città dei Goron ci guadagna. Allora, arciroccia a lei e famiglia. Allora, qua non c'è nient'altro. Allora, abbasso giusto un altro po' l'audio così non abbiamo disturbi. Allora, andiamo un attimino qua. Prima dobbiamo andare ancora avanti. Sagrati e quant'altro al momento non ci interessano. Dobbiamo vedere di arrivare alla cittadina dei Goron. Un attimo una situazione. No, che qua più che altro va esplorato un attimino dopo forse. Ok. Altri 4 minuti, che cazzarola. Sì. Questa non me la ricordavo. Allora, lì. Oh, eccolo qua, si sta attivando. E tu sei il secondo colosso. Ok. Sì, tanto poi arriviamo pure da te, non ti preoccupare. Ma non ricordo se sei quello cui dobbiamo girare i pezzi all'interno, che là era un pochettino difficoltoso, però di base l'ultima volta io sono arrivato ad aver fatto tutti e 4 i colossi, quindi ma è passato del tempo piano piano e vediamo come farli. Allora, cittadina? Sì, città dei Goron. Grazie. Ok. Sapete, più ti conviene andare dal capo, però noi prima di tutto andiamo a vedere l'armatura qua, almeno così siamo più tranquilli. Allora, capa de cazzo, 600, altri 700 e 2000. Lo facciamo così. Tutto il set al momento non è possibile. A meno che non mi vendo qualcosa. A meno che non vendo qualcosa qua. Allora dovremmo avere dei minerali. Anche se
Questa si trova più facilmente. Ce ne ho 22. Via. Poi l'ambra. Questo mi serve nel villaggio delle Gru. Se me ne vendo una decina sono altri 300, 600. Allora, iniziamo a fare così. Allora, iniziamo qua. E sono uno. E sono due. Ok, almeno ci teniamo un pochettino di soldi e questo poi ce lo veniamo a prendere. 2000 adesso non è proprio possibile. Allora, iniziamo a provare così e vediamo. Innanzitutto di sbloccare il sagrario qua, così poi da teletrasportarci di nuovo qua. Allora, non la locanda, non la locanda. Vai, sale, no, più di questo non va. Ok, eccoci qua. Fiamme danzanti, ok. Allora dobbiamo dar fuoco a tutto. Vediamo un po', vediamo un po'. Le fiamme non ci sono. Quindi al massimo facciamo così. Questo giustamente toglie, ma non dà fuoco. Frecce infuocate, niente. Però io dovrei avere una spada di fuoco. Ecco qua. No, non fuocheggia. Questo è un po' troppo. No, troppo leggero. Allora mi serve qualcosa di fuoco. No, non lo posso prendere da nessun'altra parte qua, quindi l'unica cosa è tornare nel villaggio e vedere se c'hanno le frecce di fuoco. Se no questo non lo possiamo fare facilmente. Allora. Questo. Questo è l'arco. Sì, è l'arco. Ok. Frecce di fuoco? Ok, a posto. Quindi solo 3 so poche, però potremmo riuscire a completare il sagrario. A parte che il teletrasporto già ce l'abbiamo, quindi
problema non si pone, però devo fare due cose che sto rimandando da un bel po' di tempo a sta parte. Allora, vediamo un attimino. Allora, è il risolto. E posiamo il barile nel modo corretto. Caso è riottenibile con la carta? Assolutamente no, che non si dice. Allora, e andiamo di Dragoclava. Andy Roach, questa è buona. Questa è buona, questa è buona. Parato. Meno 1. Meno 2. E meno 3. Ok. Allora, facciamo così. Facciamo così. Facciamo la foto di questa. E ci prendiamo la Fendi Roach. Ok, qua dobbiamo fare qualcosa. Allora, iniziamo a prendere qua. Ok. Dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare. Allora, innanzitutto qua nell'altra cassa allora ci serve la chiave. Ok, possiamo devi fare così. E cade la palla. Ma dobbiamo aprire il passaggio qua, che penso si aprirà da quest'altra parte. Ok, ci serve ancora la chiavina che starà qua dentro. Piccola chiave, ok, a posto, fatto. Penso che abbiamo preso pure tutti i tesori, non penso ci sia altro. Riusciamo a fare come prima. Più che altro io faccio così e chi si è visto si è visto. Ok, questo lo facciamo qua, 12C qua. Ok, abbiamo completato questo qua.
Ok, ma dobbiamo tornare indietro, posare questi qua, che ce ne ho 13 mo, se non mi sbaglio. Ok. Ok, allora, a sto punto qua, ora ci possiamo tornare tranquillamente. Mi conviene andare, mi conviene andare, mi conviene andare. Sì, torniamo al villaggio calvarico e da lì ce ne andiamo dalla fata qui sopra. Ok, allora, questo ce la facciamo giusto giusto. Vedere il rango 2 se ce la faccio. No, cosa mi manca? Una lucertola e 4 zanne. Ok. Quindi iniziamo pure a potenziarci questo, visto che siamo qua. Ok. Allora. Quindi possiamo tornare pure indietro, ma prima mi conviene prendere qualche fatina qua e dobbiamo posare gli emblemi di da prenderci almeno 3 cuori. Allora, rimasta qua. Ma le altre non ci sono. La preghiera di Mifa. Puoi usarla quando vuoi. Niente. No, allora altre non ci sono. Però forse posso potenziarmi un altro vestito, non se mi fa vedere che male ricevere. Allora, per questo pezzo di corno di Firodra. Firodra io l'ho pure visto, no, solo che non ho preso la scaglia, se non mi sbaglio. Abbiamo preso l'altra, ok. Questi giorni ce ne andiamo a caccia di Firodra e vediamo di prendere le 2 scaglie. E allora, a sto punto, che piccolo rallentamento che c'è stato. Allora, scusatemi un attimo, torno subito.
Allora, meno così 3, non mi ricordo se i cuori gialli valgono per estrarre la master sword, questo non me lo ricordo. Ok, a me ne abbiamo presi altri 3. Ora facciamo una prova, vediamo un attimino come siamo messi. Fare una dormitina e prendere i cuori extra si può fare. Ne vede solo uno, vabbè, fa la prova, può andare. Allora, la foresta è qui. Che non me la ricordo questa cosa, almeno per farci anche un conteggio dei cuori, anche se così di sicuro so pochi. Allora, vediamo un po'. Se si prende quello giallo abbiamo qualche possibilità in più. Qui ce ne ho 10. Ma sì, facciamocene un altro per le armi a sto punto. Ok, almeno ci abbiamo uno spazio in più. A posto. Allora, con 2 qua non ci facciamo niente, quindi poi dobbiamo partire alla ricerca degli altri. Proviamoci. No, quelli gialli non se li carica, giustamente. Altri 2 o 3. Altri 2-3 cuori forse potremmo farcela. Allora, a questo punto vediamo se almeno solo con i calzoni, se qui abbiamo problemi. A posto, sopravviviamo tranquillamente. Ok, allora possiamo muoverci per il villaggio. Allora, vediamo un attimino più sotto qua. Vabbè. Ok, andiamo da lui, dobbiamo andare. Pizza che Boon, benvenuto, grazie mille per il follow. Allora, lui è Bluto. Come c'era prima la quest, il fatto dei cannoni, là mi sembra. Allora, ma vediamo un attimo. Dobbiamo andare prima di tutto alla vecchia miniera a nord, ok. Tanto coi pantaloni riusciamo a resistere alle fiamme. Colosso sacro Rudania, ok. Allora, esploriamo un pochettino il villaggio. Benvenuto, complimenti per il nickname. Da napoletano se c'è pizza possiamo andare perfettamente d'accordo. Sempre per non farci mancare
Bobbettino, ma che mi vedi in forma, Bobbettino? Guarda, ti pensavo un paio di giorni fa. Ti stavo pensando un paio di giorni fa. Ne approfitto che c'è Bobbettino, a cui devo andare a fare visita molto presto perché sono tutto incriccato. Ti dico che ho aperto insieme a un'amica un negozio su Temu riguardante videogiochi e non. Così va la vita, bella e buona. Sì, e secondo me ti soffischiate pure un bel po'. Proprio un bel po', perché ho avuto un piccolo crick, mettiamola così. Dov'è? Devo andare a trovarlo subito, pure con la scusa di vederci, perché comunque è un bel po' che non ci vediamo. Quindi alla fine o vivi così a lungo da giocare ai videogiochi e apprezzarli, o finisci col venderli sotto un certo punto di vista, mettiamola così. Ma appena possibile vedo di venirmi a fare una camminata, perché sto tutto così. Tu mi vedi così? Bravissimo. Mo c'è questo povero Pizza che non sa che io e te ci conosciamo, chissà che cosa starà pensando sentendoti. Aspetto a braccia aperte, prepari il lettino. No, Pizza, non hai idea sul canale su cui sei capitato. Cose strane accadono qui. Allora, qui c'è una quest. A posto. Rob, per il resto tutto a posto a te. Io non so proprio manco passato dalle tue parti, che se no mi allungavi in qualche modo. Diciamo che la zona dove sei tu è un attimino fuori dalla mia giurisdizione, mettiamola così. Come ci manca che mi mettono il divieto, però quello è un altro discorso. Allora, un po' di canna da zucchero, no, frecce di ghiaccio. Frecce di ghiaccio, sì. Perché ho sentito l'amico Emanuele, penso di vederlo tra un paio di settimane. Io è un bel po' che non lo vedo. Infatti, approfittando che vengo a casa, certo, se riuscì a vedere pure lui. Come lo vedi, salutamelo, innanzitutto. Anche perché speravo di vederlo dove ha lavorato pure lui lì al villaggio, visto che io poi paradossalmente feci le sue veci e quindi, hai capito? Ho ricoperto con tanto ruolo, mi sembrava giusto rendere omaggio al maestro, mettiamola così. Allora, vediamo qua quanti cuori extra mi dà. Facciamo fare un bel massaggio, che male non fa. Ma sta lavorando no, ma di fatti, allora, se comunque ha trovato una soluzione fissa e si sta trovando bene, meglio così, molto meglio così. Poi soprattutto lo conosco da anni, gli voglio bene, quindi se qualcuno si sistema va benissimo così. Che poi era bello quell'anno rispondere alle domande di tutti. Ma non c'è Emanuele? No, ci sono io. Cioè, vediamo un poco che differenza. Ok, qua ne dà 2 o 3 di cuore, ok. Però costa 80. Allora, iniziamo a salire in alto e vediamo un attimino la situazione. Allora. No, ma poi pure per le clienti, pure per le ragazze che c'erano, tutti gran bel ragazzo Emanuele, inutile negarlo. Poi figlia si trovano a me, diciamo che c'è stato un po', hai capito? Un pochettino di differenza, però, lascia fare. Tu invece stai sempre lì o ti sei spostato dalla zona? Io intanto passeggio perché qua da fare c'è. Allora, aspetta, tu sei il figlio di Bottano dell'altra volta. Sei sotto? A posto.
Dipende. Dipende, sì, sono sempre due... Ah, ok, ok, a posto, a posto. Anche perché c'ho ancora l'indirizzo salvato, quindi... Via. A posto. Allora, altri strunzoli. Aspetta. Di certolina. Allora, guarda. Aspetta, controllo perché ho avuto un paio di problemi col telefono. Dammi 2 secondi, sto controllando in tempo reale, aspetta. Finisce 5-8. Mandami un messaggio che io ho 1-5-8. Perché miniera no? Salve. Dite. No. No. Questa è l'altra quest, se non erro. Ah. Ok, vabbè, la facciamo, almeno così otteniamo qualcosa. Oh. Ok, mi sembra che sia pure arrivato. Ok. Ah, ok, sì, perché io poi ho fatto l'invio dei messaggi per il negozio. Ho fatto un nuovo broadcast e ho messo tutti dentro. Seleziona tutto, invia. Ok, quindi ancora questo, ok. No. L'ho detto, è stata Ah. poi fine settimana scorsa. Diciamo, la vecchiaia inizia a farsi sentire e io non la voglio smettere di fare il giovincello. Ho fatto un movimento un pochettino di sgancio, mettiamola così. Non dico che ho sentito il crack, però aglia c'è stato. Aglia. Anche se confermo tranquillamente che mi hanno messo mani addosso cani e porci e cani, ma io gli unici benefici ho iniziato ad averli solo quando sono passato da te. Però, diciamolo pubblicamente, diciamo la verità. Perché butto le bombe inutilmente, questo è un altro discorso. Allora, vai, entra nel pertuso. Ok, sto cannone, questo mica si girava, no? Mi ricordo sicuramente. Sì, è una vita che non ci gioco, non sto avendo più il tempo come ce l'avevo prima per giocare. Giustamente io ne approfitto per fare le live, per riuscire a giocare un pochettino. Oh no 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 no, che adesso no, fermi tutti, fermi tutti. Bevi pozione lì, bevi pozione. Oh, è troppo caldo? No. E qua dobbiamo fare così, aspetta. Devo mettere pure questo. Bene, però abbiamo meno difesa. Ottimo, andiamo sempre meglio. Più che altro un giochino dove sono riuscito a farmi qualche partitina e vorrei pure riportare in live è Marble Rivals. Allora, non rompere i coglioni, per favore. Il becco in testa? Sì. Allora, tu ci stai continuando a giocare? Via. Su. Allora, contro di loro, questi non li posso usare. Io avevo visto pure che avevano aggiunto qualcosa, solo che proprio fisicamente non c'ho manco più lo spazio sul computer per installare. Diciamo c'ho 2-3 titolini tra programmi, applicativi e cose per il negozio e quant'altro, c'ho tutta la memoria lì. Dico al PC installa Call of Duty, tutto. Pur bello forte aggiungere. Sali tu? No, allora ti do una precisa. No.
Allora, noi dobbiamo liberare il passaggio là sopra. Ok. Vediamo un po'. Ok, non c'è manco un passaggio di là e quant'altro. Qui non si gira, questi qua non ruotano. Però mi serve togliere le rocce dalla mano. Vabbè che penso le posso tirare giù pure con una bomba. Allora, dobbiamo andare per di qua. Coda dell'Izal Foss Ignio. Ok, questo non l'avevo mai preso. Ok, a posto, a posto. Allora. Ehi, ehi, ehi. Almeno così forse siamo un pochettino più tranquilli. Il cazzo siamo più tranquilli. Aglia. Questo è il piatto che ci ha fatto fare Gabri e non lo possiamo mangiare. Devo aumentare urgentemente l'armatura e fare piatti. Noi in sta zona non ci dovremmo stare, ci dovremmo prima potenziare, ma no, se no che gusto c'è? Allora, sono inutili qua. No, questi sono i rossi, veramente. No, no, no. Non c'ho l'armatura. Poi Rob, grazie mille che sei passato, poi ci sentiamo con calma. L'altra volta ti ho avuto nei pensieri, mo ti ho avuto qui, mo ti devo contattare io direttamente. Quindi appena possibile ci vediamo direttamente. Prepari il lettino. Ok. A posto. E fine qua. E qua direi che ci siamo. Se io mo faccio una bomba qui, a posto, a posto. Lo faccio pure che prendo sonno stavolta. No, ma tu ti sposti, dai, dai, tu ti sposti in qualche modo, dai. Non fare lo sciocco. Vedi? Sono imbecille, però ogni tanto le cose me le ricordo un pochino. Allora, andiamo a sparare qua. Ops, ho fatto un macello. Ho fatto un macello. Cioè, se riesco a calcolarmi un attimo il tempismo. Pizza, ci sei ancora? Tu lo conosci sto gioco? L'hai giocato? 1, 2, 3. Oh, a posto. Questa è andata bene. Noi ci siamo liberati un pochettino il passaggio. Allora, ma dovremmo riuscire ad andare un attimino meglio. Dottor Regan, bonsoir. Bonsoir a lei. Benvenuto in questa serata di celebrazioni. Oggi abbiamo da celebrare. Abbiamo assolutamente da celebrare. Come la va? 39, abbiamo un altro po'. E tu ti ricordi che cosa ho detto l'altro giorno? Che cosa abbiamo fatto? Il negozio, Temu, vediamo come va. Aspettiamo un po' di settimane. Aspettiamo un paio di cose, tutte queste situazioni qua. Se è capito niente negli ultimi 2 giorni. Abbiamo fatto 3 vendite in un giorno e mezzo. Non siamo abituati a queste cose. Siamo un po' scioccati io e Martino. Non siamo abituati.
non siamo pronti. Sì, si è goduto perché diciamo la terza è stata molto simpatica perché prima di staccare alle 7 quando abbiamo finito di lavorare ho fatto un po' lo scherzo a Martina, ho detto Marti vabbè vedi che è arrivata un'altra vendita e le ho fatto perdere un po' di tempo cercando inutilmente una vendita che non c'era, mettiamola così. Tempo che mi sono allontanato dal computer e sono andato in bagno, giuro, mi ha mandato lei un messaggio, guarda è arrivata la terza vendita. Ah, vabbè, va benissimo, va benissimo. Noi già stiamo preparando gli altri prodotti e tutto. Forse questa è la volta semi para buona, forse, chi lo sa. Qui sotto c'è qualcosa. Tu qui sotto. Giustamente così non funzioni. Allora, aspetta un momento. Quindi sono riuscito ad andare in live a meno 10 meno un quarto. Martina mi ha mandato un'altra foto in diretta. Aspettate un attimo. Scusatemi un attimo. Ah, ok. Giustamente sono finite le scorte dei prodotti che avevamo messo in vendita. Va benissimo. Martina, io ti ringrazio della foto e che io stavo avvisando in live a Regen che abbiamo fatto 3 vendite e tu mi hai mandato una foto. Se era la quarta vendita io ci venivo in live e poi chi si è visto si è visto. Giustamente. Quindi ora aspettiamo che viene Gianmarco e ci recuperiamo innanzitutto il Direct pure Nintendo. E vediamo un attimino che cosa c'è dentro. Poi da lì io sarò costretto a chiudermi in un religioso silenzio stampa per il prossimo mese perché è stato liccato tutto Resident Evil Requiem, è tutto disponibile online, tutto, inizio, metà, fine, colpi di scena, personaggio, già è tutto online, tutto, ogni singola cosa. Ma dico io, godetevelo. C'è di ghiaccio per 10 è buono. Ok. Io l'unica cosa che sono riuscito a sentire e capire del direct, io ho visto un riassunto del direct sull'autobus. Ok, io ho due tipi di pareri. C'ho quello di mio fratello che mi ha detto mezza pippa, così, tanto per. E c'ho Gianmarco che invece mi ha detto Enzo, ho visto un paio di cose che secondo me a te ti piacerà e ti piaceranno un bel po'. Io non so. No, io e Gianmarco e vediamo. So l'unica cosa che sono riuscito a vedere è che c'è Resident Evil Requiem e da come mi pare di capire molti diciamo sono meravigliati e stupiti da come gira Resident Evil Requiem su Switch 2. Ciò conferma che la Switch 2 come console è potente, però la potenza è nulla senza controllo. Sì, io sto aspettando a lui che viene, già pronta la pagina sotto, stacchiamo Zelda e ce lo vediamo subito, proprio immediatamente. Ho visto e letto, perché poi mi è apparso il video in home page, quindi non ho potuto evitarlo, che i giochi Bethesda usciranno anche per Switch 2 ed è un'ottima notizia, ottima, anche perché giocare i titoli Bethesda, soprattutto penso che ci sia anche il remaster barra semipara remake di Elder Scroll e quello in portabilità su Switch 2 è secondo me cosa bella. Un mostro! Qualcuno mi aiuti! Ho visto pure dal messaggio accendendo la Switch che parlano di 30 giochi e quant'altro. Tra una ventina di minuti ce lo vediamo. Tu, ecco, tu che hai visto un riassunto, che cosa ne pensi? Ok. Oh?
Noi ci abbiamo le bombe, quindi... Ok, tu mo torni al villaggio. Noi ci prendiamo i tesori. E vissero tutti felici e contenti. Allora, era un partner showcase, quindi con tutto il rispetto per i partner e produttori e quant'altro, voglio prima vedere, prima di dare il commento, però di base mi trovo col ragionamento tuo che se non c'è o non c'era un certo tipo di carne a fuoco, non è un problema farlo adesso o farlo tra qualche settimana, visto che hai sto format di lanciarli all'improvviso e farli quando cazzo ti pare e piace, falli quando c'hai qualcosa anche di succoso. Non è che vogliamo 32 annunci tutti a bomba, quei momenti non torneranno più, ragazzi, dimentichiamoceli. Però almeno se devi fare un direct, penso io, per me è sembrato più un annuncio di espansione del brand, che è giusto che Nintendo faccia, che parliamoci chiaramente, da Switch 1 dove tutti i partner secondari di Nintendo, mettiamola così, hanno letteralmente abbandonato la console perché la Switch 1 non ce la faceva. Sto supporto soprattutto dei partner esterni, pure con titoli nuovi, perché attenzione, il problema di Switch 1 era che al day one di titoli grossi su Switch 1 non uscivano, perché la Switch non ce la faceva. Io sto leggendo sia tra Resident Evil Requiem che anche dalla demo di Pragmata che sono tutti piacevolmente sorpresi, quindi l'idea di una console come Switch 2 che al day one possa permettere anche a chi non ha PlayStation o cose varie di avere un certo tipo di titoli e giocarli in un certo modo per bene, ci sta come annuncio, ci può stare, ci può stare. L'accoppiata migliore un paio di anni fa era una Switch per i titoli Nintendo e qualche titolo che uno voleva godersi in un certo modo. Però se a qualcuno interessavano titoli nuovi o quant'altro, no, là la faceva fermo, perché la Switch non ce la faceva in nessun modo. Quindi posso pure capire un direct sui partner per far capire ai tuoi clienti che la console adesso ce la fa, eccetera eccetera, tanti giochi, tante cose, tutto giusto. Però mettiamola così, la bombetta finale di dire i titoli Bethesda usciranno anche su Switch 2, da un lato è una sorpresa piacevole, però di base se ragioniamo su quello che sono dei portal, quindi va bene quell'annuncio lì, io personalmente l'avrei messo proprio all'inizio, proprio per settare il mood. Ancora devo vedere il direct, non so quello che c'è dentro, però un inizio scoppiettante, ragazzi, titoli Bethesda anche su Switch 2 e poi tutto il resto, sì, poi gusti personali, attenzione, però chiudere col port no, 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 assolutamente no. Perché da che mondo è mondo gli ultimi annunci sono sempre quelle bombe, che questa è una bomba, che sono titoli Bethesda Microsoft su console Nintendo. Va bene, va benissimo, ma anche no, ma anche no. Ok, momento del flashback. Sì, è il momento del flashback. La cosa che a me fa ridere è che sia Nintendo che ha lanciato per prima Direct e cose varie, anche PlayStation e anche Microsoft, avete libertà di decidere quando li volete mostrare
E non posso sfigurare Online. davanti agli altri 3 campioni. Devo tenere alto Avete tutto il l'onore tempo del per mitico organizzarvi le popolo dei scalette, Toro. procurarvi il materiale, i video e qualunque altra cosa. Certo che la vista da qui è bella tosta. Vabbè che ci sono gli investitori, Guarda su quella vabbè cresta. che ci sono i soldi Quante nel rocce mezzo, quindi hanno croccanti. scadenze e cose che noi comuni mortali non possiamo capire. Non ho idea di cosa sia Però questa una cazzo di calamità. scaletta fatela meglio, porca la Ma miseria. E il proteggerò problema questo di tutte panorama le con ultime tutte le mie forze. Dico bene? conferenze, ragazzino? mettiamola così, direct, video, annunci o come li volete chiamare, A per me hanno sempre proposito, questo problema ho qua, saputo come che il vengono re di Rune presentati ti i ha prodotti e incaricato di l'ordine con cui proteggere appaiono. la principessa. Non crei hype. Complimenti, è un grande onore. Bravo, Roccia. Devo Poi dire Regan, che la correggimi se principessa sbaglio, ha un bel caratterino e a volte è un po' severa, soprattutto con te. Oh, che succede? Purtroppo dobbiamo capire che essendo il mercato dei videogiochi bello grosso, molte persone, gusti diversi, preferenze diverse, tu devi accontentare un pochettino tutto, però Oh, ci è mancato diciamo poco. che creare uno spettacolino Che succede? che Eppure accontenti il un po' Montemorte tutto, dormiva da decenni montando un certo ormai. tipo di hype con quello che hai e con quello che Certo che potresti se avere la a montagna si disposizione, agita a tal punto da perdere però enormi dovrebbero massi. gestirselo un attimino No, meglio. non può essere. Addirittura io avevo letto ieri che avevano aggiornato copyright, il brand, rinnovato il marchio, ma non ricordo, di Persona 4 il remake. Quindi ha detto non è che magari esce? Niente. Non so, non so e non voglio sapere, ma vediamo quando ce lo vediamo. Poi per Atlus, visto che c'è l'anniversario di Persona quest'anno, se non presenta Persona 6 io mi incazzo come una iera, questo è un altro discorso. Più che altro sta gen di console è partita particolarmente lenta. Allora, c'erano tante possibilità, c'erano tante cose che potevano essere fatte in modo diverso e sono pienamente d'accordo con te. Le console, parlo di PlayStation 5 base e Xbox Series X, per quanto all'epoca potenti, ma non abbastanza, e il discorso è quello, si poteva fare di più, però a che costo per noi clienti? Il problema è dovuto, citando Boris, dagli sviluppatori cani che hanno fatto prodotti da cani e non hanno sfruttato appieno le console, perché poi ci sono i consigli d'amministrazione dietro, bisogna fare crunch per fare uscire i titoli nel minor tempo possibile per fare soldi, poi escono i titoli e non sono buoni. Stiamo parlando di Ubisoft. Django, sì, perché ho letto stamattina la notizia riguardo Ubisoft che soprattutto gli studi di Milano, mi è parso di capire, stanno scioperando perché Ubisoft non è che ha capito che il problema degli ultimi suoi giochi sono le persone che te li hanno coordinati, è che, diciamoci la verità, sto walk che purtroppo esiste e in alcune aziende è fin troppo radicato, ha rotto i coglioni. Ha avuto la brillante idea Ubisoft di dire a tutti i suoi dipendenti: togliamo a titolo effettivo e subito lo smart working, dovete ritornare tutti in ufficio, non capendo che se hai director, produttori, personale che ti lavora da cani, come ti lavora da cane a casa, così ti lavora da cani in ufficio. Non è che se cambi il posto un cane diventa un cavallo, mettiamola così. Un'altra dormitina la vado a fare così recupero tutti i cuori. Salve. Ah, il pittore. Ok, scusa se ti ho svegliato. Quindi Ubisoft, se mai sentirai queste parole,
non ti mettere in mezzo con Assassin's Creed Shadow, sbandieri il cazzo sul tavolo per settimane, il gioco più venduto, poi si è vista come è andata. Anche perché ci sono persone che con 4 spiccioli da casa creano mine assolute. E questa è la cosa che gli studi grossi non capiscono. A fronte di una persona amatoriale con il giusto tempo e pochi fondi e creano videogiochi, ci si aspetterebbe per logica che da società più grosse, con più fondi e più personale, uscissero videogiochi ancora più grossi. Non mi trovo che i conti. E la stessa cosa la sta rischiando Microsoft per come sta gestendo la situazione riguardo Fable. Perché se si arriva a non poter neanche criticare quello che si è visto e venire di conseguenza immediatamente bannati su qualunque piattaforma tu provi a esprimere il tuo parere, no, non è che nel prossimo gioco Pokémon avrà il doppiaggio forse. Io Zelda l'ho iniziato ma non ho avuto il tempo di portarlo avanti. Poi ho preso Zelda, preferisco. Questo è un signor videogioco. Questo è un signor videogioco. Poi non so se avete visto quel titolo annunciato da Game Freak. Io l'ho visto e ho detto, ma è Game Freak questo, sì. E sinceramente non me l'aspettavo. Non era prevista come cosa. Papà, la bocca. Allora, dobbiamo andarcene da sopra. E dobbiamo continuare di qua. Allora, se questo ma non la smette di menare ste rocce, io vado lì sopra e tiro. Il problema è che le aziende non fanno i videogiochi in nome di un'idea dell'arte, ma un prodotto nel nome del capitalismo e del guadagno. Bravissimo Django. Quindi noi vogliamo bene alle case di produzione che ci fanno bei titoli. Però da un lato sono dei pezzi di merda, diciamolo tranquillamente. Non capendo, e questa è la cosa stupida che il mio cervello non riesce a capire. Fate giochi di merda, vendete poco e ve la prendete con i clienti e non avete capito il gioco. No, penso che siamo nel 2026, ragazzi, ragazze, qualunque persona al mondo con un minimo di cervello ha imparato a distinguere i giochi di merda dai titoli buoni. Quindi se vi dà contro qualcuno in un certo modo, non è che forse conviene ascoltare le persone che vi danno i soldi riguardo i titoli che producete? Una semplice domanda. Esatto, io non vedo l'ora di vedermi Iron Lang. E il fatto che uno youtuber, una persona che crea contenuti, abbia creato con le sue forze un film che è campioni di incassi al momento in America, se non ho letto male, questa è una soddisfazione. Queste sono le cose che dobbiamo continuare a portare avanti. Game Freak riesce nell'impresa di fare merda e vendere ugualmente. Ragazzi, Pokémon vende anche al Polo Nord. Tu vai al Polo, regà, domani mattina scendi, vai al Polo Nord, chiedi se conoscono Pokémon. Purtroppo lì ci si è posti sulla cosa di minimo sforzo, massimo guadagno. No, allora, guarda, Django, da un lato è come dici tu, che giustamente è Pokémon Company, però ti dico la sincera verità, Pokémon Company appartiene a Game Freak. Se io fossi in Game Freak e vedessi tramite i beta tester un gioco come Pokémon Scarlatto e Violetta, con la cartuccina master da far vedere per fare le ultime prove prima di lanciarlo in produzione, io non mi azzarderei proprio a dire fai uscire sta roba, ma assolutamente no.
Esatto, quel Beast of Reincarnation, ma io lo voglio provare quando esce. C'ho quel contrasto di me, Game Freak, sì. Ok, andiamo avanti. Cioè, ragazzi, siamo esseri umani. Faccio la domanda a voi due. Preferireste farvi il culo così per ore e prendere 100 monete d'oro? O fare lo stretto necessario sapendo che quello che fate venderà e farete 500 monete d'oro? Tempo che apro a Gianmarco, datemi la risposta. Esatto. Allora, è arrivato il dottor Jammox. Troppo io non riesco a fregarmene. Se è venuto qualcuno, ci sono esattamente lo stesso ragionamento che faccio io con il negozio in generale su sta situazione qua. Chi ha avuto il problema di Pokémon Scarlatto e Violetto è uno. Penso che per i processi di validazione di Nintendo e di qualunque casa di produzione, tu prima di mettere un gioco in produzione e inviarlo per farlo produrre e preparare packaging, spedirlo e quant'altro, qualcuno ha dovuto provare e vedere quel titolo. Chi ha provato quel titolo e ha detto sì, questo può andare in produzione, è lì che c'è lo sbaglio. Ma torniamo al punto di prima, ragazzi. Per quanto ci sono persone appassionate all'interno che fanno videogiochi perché gli piace fare videogiochi e c'è il mercato, devono fare soldi. Io voglio fare il meglio che posso fare, anche se il lavoro non mi piace dare tutto me stesso. Per questo che io odio Pokémon come franchise videoludico. Io gli voglio bene a Pokémon. Quello basterebbe una cosa, una, semplice. Capendo che Pokémon tu lo devi vendere soprattutto a bambini e ragazzi più giovani, quindi devi cercare di farlo essere semplice e immediato. Basta qualche mese di sviluppo in più e aggiungere all'avvio del gioco una bella modalità normale e modalità impegnativa, proprio perché ci sono persone che seguono Pokémon da anni. Io mi ci diverto, ci gioco con piacere. Però se devo fare avanti a e ma lo posso fare mezz'ora, lo posso fare 40 minuti, ma poi non può, cioè un po' di sfida, un po' di brio basta poco. Come fermi sta situazione di Pokémon? Ragazzi, e come la fai a fermare? Si dovrebbe al prossimo gioco Pokémon in uscita, che nessuno a livello globale lo comprasse, e gli fa avere un bel buco nel bilancio ad Pokémon Company eccetera. Ma seppure si organizza e si prova a fare qualcosa del genere, il furbo o i furbi che lo prenderanno per portarlo in live e cose varie ci saranno, quindi sarà tutto inutile. Il problema Pokémon Legend era stato pensato per chi Pokémon lo passi da tanto. Io Pokémon Legend Arceus, scusatemi, non ricordo bene la pronuncia, è quello che mi ha divertito di più. Nizzallen, buonasera ragazzi, mi trovo completamente d'accordo con te, ti ringrazio. Inoltre aggiungerei una cosa molto easy, ovvero usare la grafica diorama. Cazzo, un Pokémon! Qua Niz, non ci avevo mai pensato a questa cosa, ti voglio già bene. Effettivamente un Pokémon con la grafica come l'ultimo Dragon Age, con un selettore di difficoltà all'inizio per far giocare sia giovincelli sia persone anche un po' adulte e che cercano un minimo di difficoltà nei giochi, venderebbe peggio del pane. Signor Quello, buonasera.
Allora, noi adesso ci vediamo il direct, giusto il tempo che arriva il Pro de Gianmarco, e ce lo commentiamo tutti quanti insieme. A Buonasera, posto. Regen è quello... C'è un nuovo arrivato, c'è Ah, Nix. buonasera, signor Nix. Prima è Buonasera. passato anche Pizza. Vabbè, Non so se c'è sotto. Ciao, Pizza, ragazzi, sto prendendo i bicchieri. Quello stavamo aspettando che arrivava Gianmarco, ma a breve mettiamo il direct e ce lo commentiamo un attimino. Vediamo un attimino il da farsi. Vediamo se oltre ai festeggiamenti che abbiamo fatto oggi per il negozio ci sarà qualche buona notizia dal direct. Quindi perdonate il placement, vi ricordo che siamo aperti anche su Temu, abbiamo fatto già 3 vendite, non sappiamo manco noi come, ma siamo molto contenti di questa cosa e a breve caricheremo altri prodotti. Gianmarco ha avuto un prolasso anale? No, non tanto, non tanto. Allora Niz, ti avviso prima, noi siamo un po' strani su questo canale, sia noi che guardiamo, sia le persone che si avvicinano. Tu qualunque cosa succede, di sempre la tua, esprimiti, di quello che vuoi. Se vedi cose strane, fa finta di niente. Capita. Allora io inizio a spegnere la Switch. Inizio a spegnere la Switch. Ci cuffiamo io e Gianmarco, così sentiamo il tutto e vediamo un attimino che si dice. Tranquillo. Allora, un attimo che cambio la schermata con i potenti mezzi di cui siamo in nostro possesso. Buonasera a tutti quanti, ragazzi. Ora sono effettivamente qui. allora, facciamo un piccolo resoconto prima di iniziare. Regen ha già visto un riassunto. Ok. Antani. Io ho detto, io non so se ho visto bene. Io ho visto una cosa che forse a te ti piacerà. Ecco qua. Io ho visto forse, una cosa che ho detto, quella questo è che Gianmarco. Questo è pensi. Gianmarco. Se ho intravisto bene, io stasera ho dei problemi. Voi avete visto qualcosa del direct? Vi aspettate qualcosa? Vorreste vedere qualcosa? Bravo tu non quello. hai visto un cazzo. Quello mi Bravo piace. quello. Vabbè, come sempre nella vita, alla fine. Lo sapete, quando ci sono sti eventi e quant'altro, noi sempre di sera ce li recuperiamo. Ti ha divertito di più perché è stato pensato per adulti e comunque per gente più matura, pur rimanendo un Peggy 3, assolutamente. ZA è stato spogliato di quell'obiettivo di storia più matura, se per questo è stato spogliato di una storia in primis. I personaggi sono statici a livello di sviluppo dall'inizio alla fine del DLC. Il gioco è di una facilità disarmante e soprattutto nel DLC c'è un fight in uno spazio nero senza nessun senso per uno dei leggendari. Io l'ho iniziato, ci stavo giochicchiando con piacere, ma mi fa piacere quello che hai scritto e che sono gli stessi problemi che avevo trovato io. Difatti non ho avuto problemi a posare la cartuccia e poi a riprenderlo quando sarà più avanti. Basta poco, un selettore all'inizio di difficoltà per Pokémon. Bianco e nero e poi l'hanno tolto. Ma sì, facciamo le cose buone perché poi tenerle, le buttiamo. Bianco e nero forse è stato a livello di trama e di tutto gioco il migliore. E sinceramente abbastanza rivedibile. Allora, come ho detto prima che entravi e parlavamo con Regen della cosa e tutto, il problema, io so di alcune cose, so anche qual è la bomba finale. Il problema che stanno avendo lato mio, sia Nintendo che Sony che Microsoft, è il non preparare per qualunque tipo di situazione a noi comuni esseri umani sconosciuti uno spettacolino ad arte, mettiamola così. Ti consiglio di non continuarlo, ti salvi da una fatica. Allora, ho promesso a mia nipote di 6 anni che ci giocavo. Non posso. Ragazzi, devo. Io ho preso Switch 2 solo per ZA e ho fatto la cavolata di vendere Steam Deck. Niz. Allora, su questo canale diciamo sempre la verità. Da una persona che sta cercando di prendere una Steam Deck o qualcosa di simile, sei stato un po' coglioncello. La Steam Deck conviene tenerla. Conviene. Diciamo, cambio Steam Deck per Switch 2, personalmente non avrei fatto il cambio. Ecco, vedi, poi mi fa incazzare Django.
ti direi più che comprare la Steam Deck, vedi un po' la Rogue o altri handheld PC disponibili. Ecco, Regen già si erge a cavaliere. Bravo Regen. Mio fratello proprio. Allora, fatemi solo controllare se parte con l'audio. Allora. Le altre costano troppo o non sono ottimizzate. Io la Rogue stavo vedendo su quello che interessa a me, che gira abbastanza bene. Però ho preso la Switch 2 con mio fratello e l'idea di Nintendo c'ha molte possibilità con questa console. Solo è questo il punto. Come se le giocherà adesso? Allora, la Steam Machine, leggevo che c'erano problemi per le RAM, non ho capito se è stata spostata o quant'altro, purtroppo c'è il problema delle RAM attualmente. Siamo di nuovo in quel periodo storico dove 4 giga di RAM costano un occhio, un rene e devi anche venderti un po' di prostata per darlo. Allora, Ci siamo? Quanto vediamo se dura? si sente Aspetta che non si è messo l'audio in cuffia, aspetta che giustamente le abbiamo attivato. E voi in live non lo sentite, perché poi altra caratteristica del canale, noi ci prepariamo tutto prima, però poi se non succede il cazzo con non gli ci audio troviamo. in generale abbiamo problemi. Abbiamo un po' di problemi. Diciamo che abbiamo con tutto un po' di problemi. Sono sostanzialmente PC castrati. La forza di Steam Deck è che pur non avendo la stessa forza di Rogue Xbox, o Legion Go oppure MSI Globe, siccome ha giochi ottimizzati per il dispositivo, spesso e volentieri girano meglio. Questo è vero, questo è vero. Poi dipende sempre comunque da quello che uno gioca. Ok, adesso lo sentite. A posto. Allora, datemi 2 secondi. Ve lo abbasso un pochettino, lo rimettiamo a tutto schermo. Allora, siete pronti? Ricorda che comunque un handheld non un PC. Sta cosa si sta per fortuna un attimino a sottolineare. Io continuo a dire, lo dico con piacere, da quando sto provando e sto testando Switch 2, anche a pro di quello che vedremo adesso, se Nintendo si gioca le sue carte per bene, fino a quando non escono PS6 la nuova Xbox potrebbe vendere un bel po', se ci sono i titoli terze parti, ma soprattutto se ci sono i titoli suoi. E cortesemente Nintendo, non come Metroid Prime 4 dove ci metti il walk dentro e fai aspettare la gente per anni, poi prende e ti esce un prodotto che non ha un cazzo. Il problema di Nintendo è che i giochi costano sempre una barca di soldi e non scendono di prezzo. Devi morire proprio. Io posso dire che ho provato per la questione del negozio a vedere un'idea. Mi è venuto in idea, ho detto, ma i titoli Nintendo, noi come? No, ragazzi, vi dico pure lato venditore, no, ragazzi, i titoli Nintendo e quanto cazzo scendono di prezzo? Ma assolutamente no, non scherziamo proprio. Forse 2-3 anni, forse. Ma può pure morire, non... Sai come risparmio quei titoli Nintendo? Non li compri. Se te li regala qualcuno. Se qualcuno te lo regala risparmio. Va bene. Ecco. È vero che però Zelda se può pur meritare sempre questo. Li vale tutti. Con l'aggiornamento 10 euro portarlo a Switch 2 è stato il miglior acquisto della mia vita. Allora, ragazzi, io ve lo dico, forse urlerò. Oh, aspetta, ma tu sei quello bello. Questo è quello che vedemmo, quella sorta di anime interattivo. Quello che si gioca in coppa. Ah, ok. Questo io e Gianmarco, se è possibile, lo portiamo in live. Allora ragazzi, ditemi per gli audio se vanno bene. Se come risparmio sui giochi Nintendo. Ok, ok. Maki. And Omura, two young explorers, must now brave galactic dangers and save all. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Teamwork is key in this two-player co-op adventure. Questo è bellissimo.
you'll need a few tools to survive. Questo da vecchio di merda come vengo definito, questo per me è un sogno. So you No, can ma è carve a molto path bello. forward. Questo stile, questa grafica, così è un sogno per me questo The qua. liquid launcher blasts water to activate mechanisms. Non penso and sia cool sborro, però down scorching però surfaces. raffredda. And the beam cannon fires a stream of super hot Questo è heat proprio to bello destroy da vedere, obstacles, questo qua. open doors, and In more. altre console correggono. Use the tools together. C'è anche Gabri. and you might discover Buonasera. Gabri, l'ho unexpected staccato 2 minuti solutions fa. to Zen. puzzles. Sono ancora nella zona del vulcano While comunque. exploring, you can encounter strange life forms, or opt for a detour and take a little travel break. Game share is supported, so Anche il two game players share, can adventure ok. together locally questo è un or bel online gioco. with one copy of the game. Ah, è vero, devo mettere special events. È vero, è Can vero. these two brave explorers Ragazzi, save scusate, their sono home? 2 anni che faccio live ma dimentico ancora le cose, perdonate. Orbitals launches Meno male che ci siete voi che mi fate le Nintendo cazziate. Switch 2 this summer. Grazie, ragazzi. A posto, cambiato. Hello Allora, il everyone. primo va bene, Welcome va to bene. today's No, questo è Nintendo carino. Direct C'era la data Partner perché non ho Showcase. visto. Non In so this cosa. presentation, we'll be focusing on games from our published partner Nintendo Switch 2 Estate this venti- summer. Estate Ok, 2026. quest'estate. A posto. Nintendo Direct Partner Showcase. Ti Into prego, ti Nintendo prego. Switch Davanti è 2 anche and troppo Nintendo velocemente, Switch. mettiamola così. Ditemi che ho What you visto just bene, vi saw prego. was Vi prego, Orbitals, ditemi che ho visto launching bene. exclusively on Nintendo Switch 2 No, Giamma, this io ho summer. visto una We hope cosa. you're looking forward to Giamma, this tu sarai intergalactic molto felice. Già ho co-op puzzle capito. adventure. Tu sarai molto Davvero, felice. tappatevi le orecchie Let's perché take a qua look at penso some farci un upcoming culo. Nintendo Switch games. Allora. Ehi, Ehi. gran finale bello fresco 2. Qua magari. Anche se non graficamente non Decapolis. In the waters of Issei No. Bay, on an island where legends of mermaids have been passed down, a tale of Domani è un mio amico, mysteries forse and andiamo nelle curses foreste. stirs. Gabri, non andò nella The latest foresta. paranormal Che site vai tu mystery nella foresta, adventure is Gabri? coming to Nintendo Switch. The story follows Aspetta, però, Yuzo questo è un Minakuchi, titolo che a già era boy who uscito in works as a pearl passato, che mi diver. ricorda qualcosa. One day, while gathering on the seafloor, he encounters another version of himself. Ecco, a posto. This phenomenon is just the beginning. Soon, other strange Avventure incidents così, per me begin sulla to plague Switch the 2 island. sono A il top. girl with no memories, strangers searching for treasure, and a housewife investigating victims of drowning. Speaking to those involved is a natural part of the investigation, but you'll also need to search deep within the waters of Issei Bay. As each of their motives intertwine, the story connects to the mermaid legend told centuries ago. Ma questo non è solo una visual novel, eh. Mermaid's È Curse Square, tra l'altro. launches on Questo non è una Nintendo visual Switch novel normale. February 19th. Senza fare spoiler sull'evento, aspetto dei titoli Later molto today giapponeggianti. on Visto che amo il Nintendo Giappone va benissimo, andiamo molto d'accordo. Dai, ah. Battle Ecco, for World sì. Glory. Sì, E lui! sì. Quante ore hai fatto con A l'altro? new Captain 700 Tsubasa game is kicking its way onto Nintendo Switch. Vai! Choose from a roster of over Vai! 110 Io ho characters. visto la representing locandina oggi, ho 22 detto che mo teams. impazzisce stasera. Score with powerful shots from the original Vai, work, Hans as well as Schneider. newly added special moves that con give la passes, curva blocks, dribbles, and tackles Sta of migliorando un boost. altro po', Go però. on the Sì, offensive il against frame elite rate competitors una as you merda. aim for Che victory. cos'è? Che cosa fanno? Formazione Gear up for atomica! sensational È football lui. action. Sì, e questo è il punto che dicevo pure prima. Avete montato sto video? Che cazzo ci vuole a vedere che state mostrando al mondo un gioco a 3 fps? Vabbè. Next up, our games Gianmarco già coming to sta a posto. Nintendo Switch Gianmarco, 2, sei contento? including Vabbè. some games that will Vabbè. also be available on Nintendo E Switch. va bene. Era lui. A life or death Nix, fight for confermo, survival ho avuto dei begins. problemi in passato. Che It was a normal day Tokyo Scramble. until a cave-in befell the city of Tokyo. As the dust settles, our protagonist Anne discovers an underground world deep below the metropolis. Ci metti due But she's mostricini not e un po' di alone. survival. Ma ci Creatures sono i called dinosauri. Xeno populate the No, c'è unknown Xeno. expanse. Questo è Zino lo Zino. Senti, io sono andato a Tokyo, If sono you're andato bound anche by nella a Xeno, metropolitana, non c'erano gli zini. It's No, game no. over. Non c'erano gli zini. Ah, ok, one shot. Però ci uscì Fighting un is not an messaggio option.
treno in quick ritardo per thinking and orso sul decision binario. making are vital to your survival. Analyze their patterns Complimenti per la banana. and find the best route to make your escape. Ok, quindi non si possono combattere, devi solo scappare, punto. Activate Non puoi traps in combattere. each area to lure and Oh, ensnare mica, any che stalkers bello you che è know. tornato pure io. Una buona notizia. And Game by share? using GameShare, up to 4 players can share controls, including Anne's movement and camera adjustments. Whether locally or online, coordinating with your friends is key to making it out alive. Non lo so. Allora, come gioco di base, lo sai, a me sti giochi così piacciono. Survive the subterranean depths in La modalità quella là è particolare. Tokyo Scramble, launching exclusively on Nintendo Switch 2, February 11th. Pre-orders begin later today on Nintendo Lo eShop. zombie, che cazzo sei andato a pescare, madonna mia. Awaken your Vedi Viking il tuo spirit. spirito vichingo. Battle, build, and conquer in this Valheim. massive survival. quello Valheim. gioca Fabio. Sì. How you go about it is entirely up to you. You could start by gathering materials around the woods. Sì, Regen, sono belle le cafonate ogni tanto. Ogni tanto bisogna essere un po' scafonati, cafoni e quant'altro. Ci vuole. With an axe, you can chop trees to Almeno è build a qualcosa house. di un pochettino Yikes, diverso, don't pure come get hit by falling trees. ambientazione e quant'altro, mettiamola così. Che alla fine, se ci fate caso, si va a periodi di giochi dove esce sempre la stessa cosa, Walls. sempre la stessa frittata rigirata in 80 And modi even diversi. add a fireplace. Now you're safe, even from the cold. Wait, is this ventilated? Don't forget the chimney Ma too. vorrei sperare che dopo il By disastro di upgrading Assassin's your Creed crafting e stations, Ghost you can of make items of Yotei, higher il quality. secondo, And lasciano once stare you un po' il build a Giappone ship, feudale set sail e on poi the lo high riprendono seas da to reach tra new qualche lands. anno facendo giochi a modo. And create even more strongholds. Plus, up to 10 players online can explore this vast world together. Now, go forth and survive in Valheim, launching on Nintendo Che Switch giochi 2 così sulla this year. Switch 2 che girano a modo, Find your e way beh, forward e in beh, these e games. beh. Return to the kingdom of Hallownest and fight back the infection Mi in dici this che c'è upgraded l'aggiornamento? modern classic. Dodge, dash, Io and già me lo volevo slash through this ricominciare. 2D Ce l'ho sulla action adventure Switch. platformer. Now with enhanced Devo vedere la visuals versione and aggiornata. improved frame rates on Nintendo Sì, Switch sì, 2. sì. Sì, sì, vai, Equip vai. charms to enhance your abilities and deal magic In damage questi using giorni è uscito upgradable sul Pass spells Ninja while Gaiden exploring the vast e interconnected vorrei map. portarlo in live perché Descend mi into sembra a che world of merita come titolo. insects and heroes Poi ci when tirano le madonne Hollow e Knight quant'altro. Nintendo Switch 2 edition chi già ce l'ha, launches on come Nintendo Switch 2 later Chiedo. today. Se mi cercano Nintendo 10 Switch euro 2 glieli players who do. have Hollow Knight on Nintendo Switch can upgrade to the Nintendo Switch 2 edition for free Switch, ci with the vediamo dopo. upgrade pack. A posto, va benissimo. eFootball, reborn from Pro Va Evolution bene, va Soccer, bene. is coming to Forse Nintendo adesso il Switch fatto che non 2. monta Windows Build come out sistema your operativo, club, ma la sign versione legendary di players, Linux and proprietario. compete in No, ma tournaments around difatti the globe in World Tour mode. la Join Steam an Deck exciting resta la competition scelta where migliore, però national è un teams face bene che off adesso every 4 anche years altre in the società stiano International Cup facendo Tournament. dispositivi Or play simili, with e friends ricordatevi una locally cosa or ragazzi, online che quando to nel prove mercato who's c'è il at the top monopolio of their game. ognuno può fare il cazzo che vuole, Experience quando the c'è excitement of competizione football sono and aim to be costretti the a best in the migliorarsi world sia lato dispositivi eFootball sia lato Kickoff prezzi launches on Nintendo per vendere Switch di più. 2 this summer. Finalmente un gioco di pallone a 360p, anche questo è vero. Travel through Il 4 gioco del ages in a cazzo, brand new questo ho HD scaricato la 2D demo ma ancora lo devo action provare. RPG. Bellino. Explore the age Questo è of bello. safekeeping. The Fatto hero dai Elliot's creatori own di time. Octopath The Traveler, age of però è più reconstruction action. when humans nearly went extinct. The age of magic, a time when spells flourished. Molto And the carino, sì, age sì, of sì. budding, the birth of human Ecco il civilization. discorso che facevamo In prima. each age, the scenery Game and Freak, Pokémon citizens of Company, Elliot's fai un hometown will Pokémon change. così per piacere. You can also Per obtain some piacere. weapons and magic unique to Ma certain per- time periods. Non A mi story sembra... spanning time will soon Tu lo fai begin. così? The Adventures of A Elliot, posto. The Siamo tutti Millennium contenti. Tales, Mi sto launches vedendo, on mo, Nintendo ho Switch iniziato 2, ieri la June campagna di 18. D&D che sta facendo Sidonia Sì. in Pokémon, una campagna di D&D da un manuale Pokémon.
have a Mi guardo blast sta with cosa e mi Super vedo i Pokémon Bomberman come piacciono games a from me. the Super Allora, NES io era. con Super Bomberman Play the sul first Super Nintendo ci ho Super fatto le Bomberman notti. through to the culmination of the series, una 70 Super euro. Bomberman 5, Ma ci sono including tutti. titles previously Facevamo le sfide in unreleased famiglia con worldwide. questi e ci siamo fatti le migliori The risate. Famicom versions of via, Bomberman Bomberman. and Minchia, il Bomberman 2 classico. are also included. Plus, there's a brand new Boss Rush mode, Addirittura Boss Rush. as well as game share support. Ok. La Nintendo sta puntando molto su sta cosa del game share, quindi Super fa le cose e poi Bomberman non se le Collection dimentica. launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. The unknown Quello, journey mettiamola così, continues. se tu prendi la Steam Deck ti puoi sbloccare The altri second entry titoli in al the di Final fuori di Fantasy Steam, puoi VII mettere anche gli Remake altri series store e is muoverti coming in to un certo Nintendo modo. Switch 2. È molto aperta, Apertissimo. In quindi pursuit pure of its dove arch non ci nemesis sono titoli Sephiroth, ufficiali da parte di Cloud Steam, Strife c'è la and his community che ti fa comrades girare escape meglio the il gioco, city of cosa che al Midgar momento and non è embark on a possibile journey tanto sulle across the altre. vast world. Esatto. Traverse the planet on Allora, io ho chocobos, provato la demo sulla Switch, Wheelies. effettivamente ho detto in a wow, buggy, or non other modes credevo, of transportation. non credevo, non credevo. Team up with allies in battles, blending action and E strategy. questo è il problema di Nintendo con la Switch 1 che dicevo If you'd prima. like to focus Non on the essendo story, potente la there's Switch 1 also a all'epoca, boost tutti function sti to make titoli li ha combat dovuti easier. saltare per forza. You'll also Mettiamoci find pure nei various panni di chi activities ha scattered solo across Switch. the world, allowing you to take a Non break poteva o from the non action. voleva prendersi Sony o And Microsoft, a as questo you punto c'è una interact with console your e si prende allies, tutto. their affinity toward you will grow and impact how the story Ai videogiocatori va unfolds. data la possibilità. What fate awaits Cloud and his crew in their Lo pursuit sappiamo of che Destiny va Sephiroth? atteso. O casa, capisci e Final capisci, questo è un Fantasy altro VII discorso. Rebirth launches on No, ci Nintendo vediamo col Switch 2, terzo. June 3rd. Se non muori Pre-orders prima. begin later No, deve today finire prima Kingdom on Hearts Nintendo eShop. Claude qua è maranzone, però che gran gioco. Ecco, questo è l'esempio lampante, Pragmata. Ah, va anche su Switch 2? Sì, e dicono anche che va bene. While investigating a lunar research station, an injury befalls spacefarer Hugh Williams. E se With him questo is Diana, mo an android devo called capire, a bisogna Pragmata. leggere, ci dobbiamo un attimo informare. All better. 60 fps solo in dock Classified o anche as in modalità unauthorized portatile. intruders, the two are targeted by the station Stava AI, bene sullo scaffale which del PC, sends starà enemy bene sullo bots scaffale after anche them. per Switch 2. Django, Final Fantasy a te niente proprio? Però ho detto che c'ha problemi con la muta pure tu. Ah, perché no, c'era il messaggio sopra, non l'avevo letto. Impenetrable armor. Stiamo aspettando Kingdom Hearts 4, Noi sì. ci auguriamo But with sempre che Diana's possa hacking partire per skills, i you sofferenti. can No, break down their defenses. lasciate lavorare il maestro. Il potere dell'amicizia lo By salverà. moving the cursor through Lascia fare panels lui il towards maestro. the green goal, you can hack the enemy bots. Poi dei dubbi pure per no, in dock ci deve Once girare a their weak 60 lei. points are exposed, No, in dock fire penso che away. c'è. Ma io credo pure in portabilità. Depending No, on si the nodes you affondano, pass se non through, gira a 60 in you can dock, modify gioco the da- Ragazzi, damage la and effects Switch of a hack. 2 rispetto alla Switch 1, la cosa migliore che ha Split-second come decision aggiunta il can change the DLSS. outcome of battle. Il DLSS e quell'insieme di tecnologie fanno la differenza, credete. Non so che What uso fate truths di will the PC two e find in quant'altro, this AI però controlled da lunar quando sono station? entrate le DLSS nella mia vita io non ne posso fare più a meno. Andiamo a Final Fantasy, odio quello che sta facendo Square Enix e quel cane di nome. Django, siamo tutti sulla stessa Io barca. farei la terza, non fai fare come Expedition 33. Grazie Gian. Grazie. Grazie. No, allora ragazzi, ha detto Square Enix che ha inventato lei il genere, i giochi di ruolo fatti in un certo modo non vincono. Oh, ha detto Square Enix. Vabbè. Poi su Expedition nella vita No, figura e me, Pragmata questo è un altro launches on dell'anno. Nintendo Switch 2, Dimmi che April c'è la demo. 24th. Dimmi che c'è A la demo will be available later today on Nintendo Io non l'ho eShop. provata manco su PlayStation. No, io manco. Guarda, voglio fare la follia. We Nei hope prossimi you're looking giorni la forward provo to in live. fast-paced combat and exploration with a unique combination of hacking and shooting. Let's continue with more headlines. Decapolis. Magari. Journey to the Lost Lands. Ma che? Che cazzo? Survival con dinosauri. Become a Ark legendary 2. Turok warrior in this No, Turok. intergalactic action shooter. To stop an alien threat from destroying all human life,
You'll journey solo or with a team of warriors online and battle all È un sorts of primal FPS, poi va creatures bene, in poi ferocious uno combat. cambia col tempo, si evolve, però Swap between first-person and third-person sì, mi sa che perspectives sta as tornando you il periodo unleash dei weapons, dinosauri, melee effettivamente. attacks, and special abilities Quindi abbiamo to fatto zombie devastate in un foes. certo modo. Extract DNA Giappone from feudale. fallen enemies and the environment No, c'è stato to prima un upgrade periodo your arsenal, semi-western, evolve your mettiamola mantle, così. and unlock Poi even torniamo more con i abilities dinosauri called e i Echo ragni. Sinks to gain a Vabbè, greater edge i in gnagni. combat. As you venture across breathtaking worlds, you'll unravel the mysteries that ultimately hold the key to saving humanity. Turok Origins launches on Nintendo Switch 2 this Comunque almeno autumn. fanno vedere cose che escono quest'anno, bene o male, per fortuna. Uncover the truth Ehi, of salve. Xanadu. Chi sei tu? Salve. In a Japan where Kyoto is Allora, the capital, già partiamo another in world un exists certo modo. that's encroaching on our own. A world where monsters roam free. A boy named Ray must use his newly Io c'ho awakened powers Octopath against the Traveler threat as he Zero joins Hirosaka pronto Academy, sul PC a appena school c'ho for tempo. gifted students. The Academy's goal? Per esempio un Final Fantasy come il Conquer 15 e il Xanadu, 16, ma con il the gameplay great del 6 anche del labyrinth 5 e rumored to quando be il the job. origin of this Io other invece world. lo adoro il job system. While traversing the labyrinth, Ah, hone vedi your qua già abilities siamo. to non reshape the persona, dai. terrain to No, expand the Reagan non range è of your in exploration. ci sto Ed è un Metroidvania. Take on Ok. dangerous Non mi enemies in aspettavo, vabbè. 3D action RPG combat. Use your powers to overcome Va foes. bene. E poi diventa anche così, ok. Va bene. Outside va the benissimo. labyrinth, improve your stats. Sei un persona And spend time Metroidvania. with your friends Venduto. as you prepare to conquer Venduto. Xanadu. Venduto. The battle between man and monster begins. Venduto. Discover the truth when Sì, nuova saga, persona e poi sta fuggendo. Kyoto Xanadu Quando launches esci? on Qua in Nintendo estate, Switch 2 con and Switch, Nintendo a Switch posto. this Va summer. bene. Check out these anime-style games. Tipo. It's time to evolve No, tu in the vai a latest 30, non Digimon mi story interessa, game. ragazzi. Allora, One day, a powerful io continuo a blast causes sentire the da sempre world to più collapse fonti, and sends you 8 credo years into questo, the se non ho past, capito male, with over 450 Digimon to sia un collect. cazzo di Adventure through the RPG human fatto world bene. and digital E sono i world to Digimon. save the Perché l'ho future. fatto e mi dà fastidio molto. Che gli davo And on 80 euro Nintendo dei One, Switch stavo 2, subito you che can gli davo, select ma va. quality mode, playing in 4K at 30 Mille- frames per second. no. Cioè, ma Or non non ha performance mode, senso. playing in full HD at 60 Oh, ho frames capito, per oggi ma second. 1080p, frate tu. Digimon Story Time Stranger Yeah. launches Questa è on un attimo Nintendo Switch strana. 2 and Nintendo 1080. Switch. Questa è July strana 10th. però effettivamente. Pre-orders begin later today on Io Nintendo aborro, basta, mi eShop. arrabbiato. Mm. An adventure Lo set high in the so, lo sky so, is lo soaring so. in. Form your party from a roster Io of ho over visto 20 qualche characters, pezzettino di video pure each dal with their trailer own mo. fighting Se lo style. prendo in mano, no, me ne sono reso conto Shadow mentre the dicevo power sta of cosa che teamwork, su queste cose si and potranno summon fare click mighty primal all'infinito. beasts to vanquish Io mi ci your devo enemies. chiudere dentro e non ne You esco can più. also No, meglio team che up non lo in do. local Faccio or finta che non online esiste. multiplayer. Tutti dicono sto gioco è stato fatto segretamente da Atlus. Non bene, non bene. Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok launches on Nintendo Switch 2 July 9th. Ok. Monster Hunter. Sì. The latest Monster Ah, Hunter giusto, il tre, Stories sì, game sì, is sì, flying in. Questa la devi raccontare a Giuseppe. Dici, Your Giuseppe, monster Enzo ha allies, visto 2 called frame, ha Monsties, riconosciuto subito can Monster learn Hunter. Così è special contento. abilities through a ceremony called the Rite E le of fusioni Channeling. tra i mostri. Raise your Monsties as you travel the world. Cioè, ma tu questo lo devi giocare secondo On the me. brink of disaster. Monsters are on the verge of No, extinction. Django dicevo il and gioco, the riders intendevo il trying gioco. to save the Stiamo world. parlando di to giochi, contend si parla del with gioco. an Ma sta pure il patata, ma ricordo Si prende in mano o si Monster prende in Hunter digitale, Stories quelle 3 due sono le scelte. Twisted Reflection. se io Soars preferisco onto il formato Nintendo Switch fisico. 2, March 13th. Però formato fisico, come mi piace A prenderlo in demo mano, will non be si somma available bene later come today cosa, on ok? Nintendo pure la eShop. demo. Save data can be transferred to the full game. Giuseppe sta facendo il primo e il secondo, e questo secondo me... New titles are joining the archives. Oh, le raccolte per i vecchi di merda come me.
Vai, sì. Rave Racer, published by Namco in 1995, speeds into the arcade archives to Questo può lineup. avvicinare tanti al titolo, Aim assolutamente. for first place in a race against your rivals. And get ready for a new line of Ha home ragione, console Gianni, titles. ha ragione. Console Denunciano. Loro Archives is hanno il on the brevetto, way. non si può fare. Doraemon. Vabbè. Questo io non l'avevo mai visto, non conoscevo manco Sonic Wing l'esistenza. Special. Sonic Wings ci ho giocato. Sento quel Sonic dove spari con la nave. And però. more will be Ma non è released over Sonic, time. quel Sonic. Ah, non No, si chiama Sonic The Wings, first ma wave non è of Sonic. console No. archives titles includes Cool Borders Ah, sì, questo è Snow. and Ninja Gaiden Giocato al 2, 2, The Dark se Sword non of erro, Chaos. perché c'erano o questo o un altro gioco di These titles snowboard, will be masterato available tutto on perché c'erano i Nintendo Switch personaggi di 2 Resident Evil later 7. today. Quindi Non ci credo, ragazzi. Palle, golfo, schianti, esplosivi. oh, c'è Scott Pilgrim. Ehi, vedo delle carte e dei numeri. Allora, questo, se riusciamo pure da portare in live, non sarebbe male. Anatere, questo è un gioco per i cellulari. Ci ho giocato per un bel po'. L'hanno fatto completo? Questo è uscito, ma noi dobbiamo far finta che non c'è al momento. Al momento non c'è. Poi ci sta. Appena arrivano i fondi, già abbiamo un bel elenco di titoli da portare. Sia Reanimal, io ho paura di provare Little Nightmares 3. Ho un po' di preoccupazione. Pure andare Star Trek è gestionale. No, il topo di merda deve rimanere là. Questo ci ho giocato per una settimana buona, devo dire la verità. Sì, c'era Harry, infatti già hanno iniziato con Harry. Star Trek. Star Trek. Ok. Vai. Concept Begins. God Simulator 3. Shadow Tactics. Allora, Nintendo, io so che c'è lui qua dentro con un nuovo trailer, mi è parso di capire, quindi fammelo vedere. Dai, eccolo, a posto, me lo so chiamato. Era pure l'ora, capisci? Ma allora, When a string of mysterious deaths occurs across America, FBI analyst Grace Ashcroft is captured by the suspect while investigating the case. ecco. Tu devi solo uscire. Siamo là. Siamo là. In her attempt to escape, Grace comes up against Io, unknown threats. io spero che facciano uscire una demo. Io Requiem A lo voglio limited vedere supply già. of healing items and ammunition are at her disposal. Will she Ok. confront the threats head on or save her ammo for the next Allora, da encounter? quel minimo che mi sono permesso di Grace, leggere, le impending azioni doom che is fai always con close Grace at si hand. vanno a ripercuotere. Meanwhile, Leon e another viceversa. agent working for an Quindi, anti-bioterrorism attimino organization da capire is la also situazione. on the case. Leon S. Kennedy. No, Django, mi escono così proprio spontanei. No, io già l'ho With detto his in live physical l'altra volta con la prowess, presentazione Leon del can negozio. parry Io ho an dichiarato che opponent's sono attack, diverso, ma non nel then modo in cui strike to intendete break voi. the stunned opponent's stance in I close gusti quarters restano combat. quelli classici di un He essere can fire umano. from a distance using Aspetta, come handguns mi and identifico oggi? rifles. Mi adeguo al mondo. Come mi identifico? Oggi è uomo. No, è uomo, oggi è uomo, normale. Come il resto di tutti gli anni Leon precedenti. has a varied Non è arsenal of cambiato niente. attacks at his disposal. This game features both third-person and first-person camera perspectives, and you can change your perspective at any time. No, mi è stato proposto, ma ho There gentilmente are multiple rifiutato. difficulty Quindi... options available, Ah, including a ecco mode qua, for less ecco qua. experienced players that features aim assist. Settore di difficoltà. Ok. Ok. Guide Grace as she attempts to escape unprecedented terrors. Sì, and l'importante è Leon, who prendermi e relies on prendersi per il strength culo, to poi tutto il carve his resto. own path.
What Ma will tanto they che a uno discover piace o non when their piace, fates se è una persona di intertwine? merda, non... ma che gli piace il cazzo pure Resident non Evil conta niente. Requiem launches on Nintendo Bello. Switch 2, Bello tu February sei. 27th. Ci vediamo forse il Pre-orders 27 are febbraio. available now Sì, on già fa. Nintendo Lui è eShop. fermo là. Resident Evil 7 Biohazard and Resident Evil Village will also Chi be aveva la available the Switch same poteva day. giocare alle versioni cloud, Horror-filled perché la excitement Switch non ce whether la you play faceva. these games In or nessun Resident modo. Evil Requiem first. Plus, a Nintendo Switch No, 2 aspetta, Pro me lo so. controller featuring Ok. original art is releasing Allora abbiamo alongside aperto the un games. negozio su Amiibo Temu, figures of abbiamo Grace anche un'altra and Leon piattaforma, però al will momento also ci be stiamo available concentrando this summer. You can scan them su to Temu, ma receive distratto in-game l'amico, weapon skins. perdonami. Vendiamo giochi. Al momento abbiamo prodotti Sony, Resident Evil quindi Requiem, the pad, latest entry in the Resident Evil videogiochi e series, qualche is launching accessorio. later this Ci month. stiamo procurando documentazione, ci stiamo muovendo per avere anche You can tutti also i look forward to a permessi creator's per gli voice altri video brand featuring e a vendere member of anche the altro. Resident Evil Requiem development team. Poi ci saranno The le video action will release figure, poi ci in the saranno le near carte future. Pokémon, poi Next ci saranno i is our set last Lego. announcement. Hey everybody, from all of us Sì, here at il gran finale è Studios. questo, If i you're titoli like, Bethesda su Nintendo has Switch meant 2. so much to you No, from dai, your l'ho early detto days of all'inizio. gaming to now. It was incredible for us to Dare la partner on the possibilità original a Switch, chi and it was non just vuole such a great comprare piece of hardware and Xbox also so e c'ha la personal when Nintendo you e vuole play. giocare ai We're giochi excited to Bethesda, finally va bene, bring a number of va our bene. franchises for the first time to Nintendo. We hope you all enjoy the journey. Vault Dwellers, welcome home. Fallout Fallout 4 Anniversary Edition is emerging on Nintendo Switch 2. Scavenge, L'Anniversary Edition è l'ultima che è uscita, ok. build, and create alliances L'idea di as avere you un reshape the Fallout 4 wasteland da giocare and what dove cazzo remains vuoi of tu con la Switch civilization. di base è Every ci choice sta, matters. ci sta. Fancy yourself a smooth talker or pining to pump up your power armor? Spero in un Choose from Fable e hundreds in un of Forza perks Horizon that su fit Switch your 2 prima o playstyle. poi. Every Io ho road paura leads per il somewhere nuovo new. Fable, From the heart of quel Diamond gioco City puzza, to the shadowy corners of forgotten vaults. The quello Commonwealth is farà packed with piangere stories molte waiting to persone. be uncovered. In addition to the base game, È experience una 6 40esima official edizione di expansions Skyrim, ma and dobbiamo over rispettare la 150 Creation tradizione. Club items Skyrim to ormai expand è your ovunque, adventure. esce Switch 2, deve Grab your uscire pure su Pip-Boy Switch 2. and traverse the wasteland in Fallout 4 Anniversary Edition, Ok, launching ok. on Nintendo E Switch ci 2, sta, ci February sta. 24th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The year is 1937. L'Indiana Jones, Sinister forces are on the hunt for an ancient power, and only one person can stop them. e noi ricordiamo che a WoW l'abbiamo provato in live Indiana una Jones volta and e the mai Great più. Circle, bello, set between the events of Raiders No, of the Lost Ark lasciamo and the perdere, Last lasciamo Crusade. Indy will Lasciamo perdere journey perché- around the world to uncover the mystery ma era behind tipo the Great Vietnam, c'ha Circle. ancora gli incubi. From the La base pyramids ce of l'aveva, Giza ma to alcune the cose sunken si temples notano. of Sukhothai and beyond. Use your wits to infiltrate historic areas and solve fiendish puzzles. Purtroppo noi lo diciamo tranquillamente, a differenza di molti canali che ci marciano su sta cosa, ma forse in realtà non capiscono manco loro quello che stanno dicendo. Unforgettable Purtroppo ragazzi, la mentalità woke negli studi di Adventure produzione calls c'è when e i titoli Indiana che lo Jones and the dimostrano Great ci Circle sono oramai, ma launches è on pure Nintendo Switch 2, inutile May farne i 12th. nomi. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Inizio Fable puzzo. Explore the vast landscape of Quanti anni hai? Cyrodiil in the Elder Scrolls 4 Anche così per Oblivion conoscerti e per Remastered. capire un pochettino se ti attina all'età Experience this media del renowned canale. open world 35. RPG, Ah, se now a on posto, Nintendo a posto. console for the first C'ho time. 4 anni di merda in più sulle Freely spalle. customize your character to Django match your Edino, ok. playstyle. Django come me. Then Ok, ci adventure troviamo. amongst an unforgettable Siamo là. cast of characters. By the grace of Fable the gods, puzza di I me. serve Tambriel Fable, toglietevi il Kalula. pensiero. Allo And stato fight attuale back the toglietevi proprio il Daedra to pensiero, close ragazzi. shut the jaws of Oblivion. Master Puzza, ranged or melee puzza proprio da weapons. lontano. Wield powerful magic or use stealth A skills 30 to best your quest'anno, foes. Django, facci In sapere this quando è il tuo remastered compleanno. version, Facciamo- character Poi uno lo models, aspetta per anni, weapons, esce il even gioco rocks and e sweet rolls have all been meticulously recreated
Combat animations have also been updated to give Potrà them a avere modernized un touch. 40% di Plus, cose the Shivering Isles and Knights divertenti, of the Nine belle e fatte expansions bene, are included ma la base alongside the marcia main su... story to 10 take your giugno. Ok, Gianni, adventure 10 even giugno, Ok, ci further. siamo. live di Step compleanno. through the gates once Ecco. more when The Elder Scrolls La 4 remastered di Oblivion Oblivion. È Remastered questa, sì. launches on Nintendo Switch 2 Ci ho this giocato un year. quarto d'ora. No, io ce l'ho sul pass, ma mi ci vuole il We tempo, hope you're purtroppo. excited Bastava for these aggiungere un games po' di from sesso Bethesda pure. Grazie Softworks. Regen per il tuo Non classico That's all penso, for today's Regen, Nintendo non Direct penso. Partner Non Showcase. penso. Allora, Thank you for c'è watching. un altro video che dobbiamo vedere, Gianmarco. Io Attenzione. concludo solo dicendo una cosa, mi Eccolo toccano altre 600 ore di gioco. A posto, a posto. Basta così. Io ho visto che è uscito Sesso puta, no, no, nemmeno sì, però no. può essere venduto come DLC e tu fai uscire il gioco anche l'ha detto lei. Poi Sì. gli metti il DLC per il futuro e accontenti anche le altre persone. Ragazzi, Vabbè. sappiamo che queste cose esistono, sappiamo che ci sono persone a cui piacciono. Qual è il problema? Quindi nominatele in un certo modo in live giusto per non farvi bannare dal bot, perché poi dobbiamo selezionare, troppo nulla, sì. Parlate pure di queste cose, non vi preoccupate. Tanto ci sono persone a cui piacciono, persone a cui non piacciono, frega cazzi. Assolutamente. Non è quello a distinguere le persone buone da quelle negative, attenzione. Certo che se vi volete scovare un cane siete un po' curiosi. C'è un attimo là, C'è in da alcuni dirlo. casi estremi, attenzione. C'è da dirlo. Attenzione, attenzione. Allora, c'è un gioco che ho già ti dissi, a me mi dava delle vibes in un certo modo, Crimson Desert, è uscito un video di approfondimento sul combattimento e sull'evoluzione del personaggio di circa 10 Mi minuti. interessa. Io Mi direi, interessa molto, vediamocelo. Sì. Io lo volevo prendere questo gioco, ma voglio vedere un attimo. Io ho la mia palla destra che mi sta dicendo tieni d'occhio sto gioco. Vediamo. La sinistra è un pochettino dubbiosa perché date le troppe fregature. Vabbè, giustissimo. Però sto gioco qua c'ha qualcosa. Hello, Ma vogliamo everyone. dire che sto... Welcome back to another. No, ragazzi, lo dovete dire tranquillamente, senza esagerare come usanza fare un pochettino in giro, urlare al walk, ma non capire di cosa si sta parlando. Dobbiamo dire tranquillamente che il walk non ha rotto i coglioni. Il walk ha rotto proprio il cazzo distruggendo tutti i testicoli, squarciando le palle e farle cadere a terra, perché se noi consumatori spendiamo dei soldi per prendere un prodotto, che in questo caso è un videogioco, certe tematiche, certe politiche, un certo tipo di lavaggio di cervello dentro i videogiochi non ci deve essere. Punto. Diciamo la verità per quella che è. È difficile montare lo stream. No, ragazzi, io vado in live per dire queste cose. Questo va detto. Poi ti bannava il canale. Allora, vi faccio una domanda. Ho detto qualcosa di sbagliato? Ditemi solo questo. Basterebbe mordere Gianmarco. Perché devo avere un morso? Oh, a posto allora. A me è stata insegnata una cosa, nei modi giusti e nei modi corretti, una cosa non ci deve mai essere tolta, né a me, né a Gianmarco, né a voi. La vera libertà di parola. Perché oggigiorno purtroppo il problema qual è? Che si scambia la libertà di parola con la libertà di dire cazzate. Ci si finge buoni nei videogiochi, nei film, in quello che c'è dietro, perché è tanto bello far apparire di essere buoni, ma poi fare i pezzi di merda sotto. Che tu mi devi fare un'opera, un gioco o quant'altro, urlandomi che siamo buoni, vogliamo bene a tutti, e poi sotto in realtà siete delle merde, ma anche no. E se giochiamo un videogioco e prendiamo sempre l'esempio madre, Dragon Age, vogliamo giocare un gioco fantasy, RPG, a tema medievale, rispettando una lore nata in tanti anni precedenti, e non vogliamo un corso sui pronomi, su cosa voglia dire identificarsi in un sesso diverso dal proprio, eccetera, eccetera. Risposta nostra? Siate liberi di essere il cazzo del sesso che volete, cortesemente toglietevi dei videogiochi, andate a fare le verdure, andate a fare le birre in bottiglia, andate a fare, ci sono tanti lavori. Se fate i videogiochi, fate i videogiochi.
Se dovete cacare il cazzo, cortesemente no. Madò, Grezzo 2. Peccato No, che non si possa è portare in È live. un brutto gioco. Quindi scusatemi lo sfogo, ma certe cose le tenevo qua, le devo dire ad un certo punto. Crimson Desert Allora, Features overview video. vediamo un gioco fatto bene. Last time we So took che a questo closer sembra sia look un at canale per Pywell, videogiochi. its characters, the stories within, and Lui open l'ho world già detto, exploration. poi ditemi che sono un deficiente. Ma Today, sto cazzo, we'll be mi shifting dà our l'impressione di attention un to another Breath of the important aspect of the Wild game, come impostazione, combat mondo and grosso e progression. tante cose da fare, pompato. Combat in Crimson Desert is visceral, and the battlefield is yours to shape. You will grow your arsenal of skills, weapons, and equipment, and it'll be up to you how you use them. Whether it's an aggressive offense, I precisely combattimenti timed sembrano defense, simpatici, però va sempre provato far dalla mano. Certo, or even rosso. using your mount and the environment to your Ci advantage. sono tanti nemici, no? Combat in Pywell is full of Ho visto un po' il possibility. gioco del Signore degli Anelli che era No. uscito anni fa, sì. Fa qualcosa dell'ombra di Mordor. C'ha Wield a un po' wide della array of legnosità weapons di from Dragon's sword and Dogma. shield, Poi c'ha spears, all'improvviso sti robottoni che greatswords, non c'è axes, quasi and nulla. various Però va ranged bene. weapons. Va bene. Each weapon has its own Questo dico, advantages, va bene. so switch back and forth to the ones that Allora best fit bisogna your provarlo style and the alla mano. situation you're in. Però questo Io non capisco perché hanno dovuto piccarci dentro le armi da fuoco ai robot. Ma perché? Powerful weapon skills Allora, Gianmarco, sai can come be hanno paired fatto sto with gioco? hard-hitting, Prendi tutto e butta bare-handed lì. hits and ma kicks, as well as a wide range of grapples to Nell'insieme- create seamless chains of attacks. ti stona la cosa dell'arma da fuoco. Elemental enhancements Però further expand implementato, your cioè, options by poi empowering bisognerà key abilities, capire un attimino la allowing you lore to del mondo e burn, quant'altro, freeze, però and stun enemies. c'è una sorta di coerenza il tutto. So combine weapons and chain skills the way you want and forge your own approach to combat. Hai capito? Dai, Mamma mia, però Your sta mobility animazione, and per timing carità. are also a sì, big c'è factor alcune in combat. animazioni danno Slides, danno fastidio. dodges, counters, and swings Legno, flow sa directly qualche into cosa che attacks, non mi keeping stava- you mobile Sempre and all'inizio era stato relentless. presentato perché Spider-Man. Gianmarco, te l'ho Well-timed detto, guards and prendi, dodges metti open up tu. enemies for a Cos'è counter, piaciuto letting you alle strike persone? back Ah, and ho keeping up the capito. Butta pressure. dentro. Insalata mista, sì. butta dentro. The result Ok, is sì, combat sì. that feels grounded yet explosive and Questo è uno endlessly studio expressive. nuovo, è il primo titolo di... Allora io le animazioni legnosette gliele voglio pure passare. Gliele voglio pure passare. Of course, the skills No, no, you've senza just seen problemi, won't che vedo all che be c'ha- available from the start. E io se gli devo dare If you've 70 seen some euro of our invece di previous darli, poi ci gameplay vo a videos, Ubisoft o Cliff is altri che usually fanno shown giochi di at a merda. much Ma io greater glieli do a height loro. of his power. Non sarà il wielding gioco a wide perfetto, però range almeno of tu, devastating se è skills. bello pieno di attività da fare, ti metti là e ti diverti. Come studio But when nuovo, you no, awaken in the non lo so, aftermath perché ho of the sto Black titolo dal Bear's primo assault momento at the quando start of vidi your journey, il percorso che ha start from fatto, scratch with a more limited set Sì. of abilities and equipment. però mi dava sempre l'impressione di uno di quei titoli, sì vabbè poi esce, sì vabbè A poi ci core vediamo. part of your Mo journey che in è vicino Pywell perché is the esce il 15 transformation from a marzo questo qua. survivor into a truly formidable Greymane, and you decide how that progression Mi takes sta dando place. delle vibrazioni un po' troppo positive, che non è da me. As we mentioned in our previous features video, you will acquire artifacts, fragments of the abyss that have fallen to the world below through quests, combat, and exploration. They lie at the end of many trials in the possession of powerful bosses and hidden across Pywell, including up in the Mi abyss. sembra vagamente quel gioco post-apocalittico che chiude dopo Acquiring 3 these giorni dal day artifacts one. will be crucial to your progression, as they Day enable you to before. increase core stats like health and stamina, unlock new skills for more skill chaining potential, Se non and ricordo male il enhance existing titolo. ones, Questo thereby parlo sempre per i increasing miei your gusti e combat per come and sto giocando e exploration per il capabilities. tempo che riesco a dargli. Un bello Some open skills and world upgrades fatto cannot be seriamente, obtained through con artifacts tutti i alone, difetti and must anche be grafici, di observed animazione e firsthand qualunque out in the altra world. cosa, ma con varietà, quindi non fare 50 volte la stessa cosa. Va bene. Oddio, là non saprei.
You may be the type Graficamente to want to upgrade your penso stamina non gli si quickly possa dire and niente. glide around the world Niente. longer to explore. Cioè, a me, per come piace giocare a me, avere un paesaggio Or del you genere may da want to unlock esplorare. and Oh, upgrade all the bellissimo. diverse grappling skills to continuously slam enemies into the ground. Decide which skills you want to combine and unleash during combat, and choose the direction of Immagina your questo gioco se progression by avesse avuto anche il considering your Nemesis playstyle. System. Io vorrei un While Batman con learning il and mastering Nemesis your System. skills is important to winning battles, the Solo che equipment you Rocksteady- bring to the battlefield Siamo- can be tu just sai, as The Sword. crucial. Andiamo Arkham e As buttiamo you nel cesso. travel Va across bene. Pywell, you can Ma è una buy, gio- find, and craft the gear that gives you the edge in combat. The mighty blade tests the heart of its master. Sì, Fatto, ragazzi, in questo gioco hanno messo tutto. Your Tutto. equipment can be Tutto. upgraded for higher C'è un stats. po' di tutto. Materials for upgrading your weapons, armor, and equipment can be found in a wide range of ways. Ci metti Through una mining zona dove devi simulare and con le hunting. risorse la creazione di un villaggio. Ci metti Defeating un bodybuilding e powerful cose varie. bosses. Hai fatto tutto. Through quests and by uncovering them in hidden locations. You will Se è also be grosso able e to vario- customize equipment with extra stats and special effects. Mix and match these E across your torniamo sempre weapons and là. armor, Noi and purtroppo escono experiment to 50 discover giochi, non è what che li possiamo combinations provare work a best for comprare you in the tutti e 50. battlefield and Dobbiamo out in the world. scegliere uno, che è più fortunato All tu. of that preparation Piano Mazza 3. leads to your greatest tests. Across the continent of Pywell, fearsome bosses rule, waiting for your Seconda challenge. guerra mondiale. They come in many forms: human and beast, steel and sorcery, brute force and mystery. Cioè c'è They'll test your limits quelli in sui different temi, ways. però c'è almeno pure un po' di varietà. At the end of these hard-fought encounters, special rewards await. Some equipment earned from bosses can even grant access to their signature abilities, or grant unique effects and bonuses. So build on the strength you gain through each victory. Take down these threats of Pywell and prove yourself a true Greymane. That brings us to the end of this features overview video. We hope you look forward to Crimson Desert's combat and your progression journey as you explore and fight across Pywell. Thanks for watching, No, and we'll già see c'ho you la in our ricetta next per and questo. final Già ce l'ho. features overview video. Allora. Sì, butto, sì, lanciami, va. Quando mi fate vedere che in volo mi posso aggrappare all'elicottero del Medioevo, quindi, ma a questo punto puoi farne di tutto. Ci sono un bel po' di nemici a schermo. Consider where you went wrong. Ah, 19, non il 12, ok. Allora, questo qua mo ti dico io come lo faccio. Questo mo sta 70 euro all'uscita. Penso che lo fanno. Allora, lo si lascia pappoleare un pochino, si vede il day one, si osserva, si vede un attimino cosa ne pensano gli altri, perché è giusto anche ascoltare il parere degli altri. Gli si fa uscire qualche piccola patch di aggiustatina nelle prime 2-3 settimane, si vede un pochettino il prezzo o qualcosa di usato, poi dipende dalle disponibilità. Per come sono fatto io, questo me lo metto qua sopra e c'ho da giocare un bel po', e questo ne varrebbe la spesa. Vedremo quando uscirà, come sì, addirittura su Mac. Stavo notando pure io sta cosa. Allora, c'è l'ultimo video, così poi stacchiamo e passiamo alla puntata.
un anticipo. Un anticipo. Vai. Piccolo anticipo. Allora. Hey, so Light you see that lo fan? vedemmo il trailer, Would be a non mi shame if ricordo something adesso hit qual it. era. You thought your e-commerce site was Dovrebbe essere, se non ho capito male, quello dai creatori di Nome Sky. Login, sì. Sono loro. È quel Nome Sky sì, a Nome tema Sky medievale. nuovo, sì, Nome Ok, Sky nuovo. ok. Quello pure io lo volevo prendere. Quello Allora. lo vorrei prendere. Restricted Salvation. Teaser uscito ieri, proprio seduto al computer, caricato un minuto fa. Vediamo un attimino che si dice. Per chi non lo conoscesse, lui è Poppy Playtime e tra una settimana, 2 settimane c'è l'ultimo capitolo. Lo stiamo aspettando. No, questo è il quinto. Quinto e finale addirittura. È una fabbrica di giocattoli dove mettevano i bambini in giocattoli vivi e li torturavano facendogli degli esperimenti. Siamo scesi nel laboratorio e siamo nel punto peggiore della struttura. Ma 5 va bene, non scendiamo di più nello 5 per piacere. Comunque si conferma sono quelli di Black Desert Online. Ok. Ho giocato a Black Desert, ma so che è bello, sono di roba alla coreana. Lo sto vedendo per come sono fatto io, che me lo metto là, ho tantissime ore da giocare e mi ci diverto pure. Motivo per cui compriamo e usiamo i videogiochi alla fine. Ok, chi ti stava inseguendo? Oh, no. Si vede un pochino, si vede. Dai, fai vedere il volto. Fai vedere il volto. No, non si vede ancora il volto. E questo ci rincorrerà per tutto il gioco dietro. Gianmarco. Gianmarco. You're the second person. I've met today. You said the other was my Good friend, Preston. Preston was Always. nice to me. You were never very nice. Where are you? Vedi come sei. Gianmarco. No. Questo sono cazzi, Gianmarco. E vabbè. Poppo. Abbiamo affrontato il pop. I'm so glad you were there. Abbiamo affrontato Andy Walkie. Mommy Long, John Gicongi. Li abbiamo affrontati tutti. Affrontiamo pure lui. Now I can be there for you. E tua sorella. Ok. È perché c'è un bambino all'interno, Gianmarco. Sì. See you soon. 3:15. Esce il qui. Tra 10 giorni esce Poppy. Tra 10 giorni. Allora ragazzi, datemi giusto 2 secondi che stacco così mi libero, cambiamo il titolo e torniamo subito. Giusto 5 minuti al massimo. A tra poco.